Larghi, larghi, figiano che niente, arrettieve con un l'asilo. Ecco, mi vedono signori? Oh, lì per cosa lei pigia per lo staia? Maestro, parlo con voi. E come dicevo, eccoci qua, per presentare a voi la famosa penna pura, da tutti imitata, da nessuno eguagliata. Scriva tutti i modi, per rito, per costa, per traverso, senza inchiostro, senza sfera, senza serbatoio e senza pennino. La penna del miracolo, la più grande invenzione del secolo, la penna del mistero, l'ultima affermazione della scienza al servizio dell'industriale, dell'impiegato, dell'operaio, al servizio dell'intera umanità. Basta posarla sopra la carta, scriverla a sé, non si sa come e nessuno lo saprà mai. Comprarla è un dovere, come radersi ogni mattina con le lamette in acciaio ritenente al Nichelvisa, delle spalle in grossa, in Mugestrasse, in Vani Brown, in Stuckenburgo. Marca 6 gemelli a Gustenberg, che noi vi offriamo in vendita a titolo di propaganda, unitamente al sapone all'acido muriatico per le pelli delicate, a base di soda caustica e di acidi grassi estratti dalla terra che si trova attorno alle radici delle piante di palma. Che nessuno tra voi, signori, che sia una persona intelligente e che non abbia capito niente come me, lo vuole alzi la mano. Benissimo, pure lei, pure quel signore, pure quest'altro. Questo significa saper spendere bene il denaro, curare i propri interessi. Eccovi ora 2 pacchi di maglie di lana, dico lana, non quelli fatti di stracci macinati, ma di vera lana, marca gatto rognoso, di una lunghezza fantastica, più si tira più si allunga. Servono per camicie la notte, pigiama e possono anche servire come lenti per la strapunta, dato che sono di lana. Provi a tirare, tiri questa manica, vada in quel portone che io sto qua, osservino la bontà dell'articolo. E se chi vuole così scemo uno che ne fa da fe. E come tutti gli altri articoli che tratto, se trovo 4 persone che vanno d'accordo anche a comprarne uno solo, che se lo mettono un giorno per ciascuno, lo vendo al prezzo irrisorio di dire 100 franchi, il misero prezzo di un paio di calze di cotone. E poi stop, se c'è qualcuno che me li dà subito, 2 maglie 300 lire, porte agli alti prezzi. Questo tipo di maglia standard, andate a cercarle in qualunque negozio e vi risponderanno